Stama è una casa tedesca che costruisce centri di lavoro da inizio secolo e noi come UMA la importiamo dal 1986, abbiamo servizio di assistenza tecnica e gestione dei ricambi direttamente a Bologna, dove c'è la nostra sede principale, e qua presentiamo una macchina di nuova tipologia che si chiama Stama MC533, che è una tipologia di macchina nata per adattarsi al momento di mercato un po' particolare in cui bisogna dare valore a componenti complessi come lavorazione, però riuscire ad automatizzare al massimo il carico-scarico della macchina. Quindi questo modello è un modello molto innovativo per alcuni suoi principi. È una macchina a 5 assi continui con motori torque motor di costruzione Stama. È una macchina che ha 48 kW al mandrino, quindi estremamente prestazionale, e con una soluzione molto flessibile di automazione. Stama è sempre stato come costruttore un costruttore dedicato a alto numero di pezzi in produzione. Questa macchina è particolarmente innovativa appunto per soluzioni come il basamento, ma anche per piccoli dettagli che sono fondamentali nelle produzioni di 24 ore al giorno. La UMA è un'azienda che è caratterizzata da 3 reparti particolari. Abbiamo appunto l'area dedicata alle macchine utensili. Qua a Parma presentiamo Stama, CB Ferrari, abbiamo i torni della Nomura come Fantina Mobili per produzione da barra, e poi abbiamo una parte dedicata al controllo qualità, che è un reparto che si chiama UMA Control, dove abbiamo Taylor Hobson, Renishaw, quindi rotondimetri, rugosimetri e strumentazione dedicata ai controlli del processo, e presentiamo anche un presetting innovativo della Speroni con un sistema di calettaggio automatico a caldo che riesce a permettere precisioni molto spinte dentro ai 2 micron di ripetibilità fra un utensile e l'altro. Un altro prodotto innovativo che presentiamo è la Pro Industry, che è un'azienda specializzata in lubrificanti industriali.